Benvenuto al punto, benvenuto a Tele Friuli, benvenuto al sindaco di Gemona del Friuli, l'amico Roberto Revelant. Caro sindaco, come va? Tutto bene? Grazie Enzo dell'invito, grazie a tutti i telespettatori. Sì, sì, molto bene, dai, non lamentiamoci. Bene, allora, in questi tempi, insomma, c'è stata una svolta anche storica nell'elezione, ma poi ne parleremo dopo. Certo, l'importante è vedere qual è la situazione alla luce proprio della situazione stessa, no? L'emergenza delle bollette che stanno arrivando a casa come pioggia e quindi la gente è un po' preoccupata, ma saranno preoccupate anche le istituzioni, insomma, no? Cosa senti tu nell'importantissimo punto di Gemona? Diciamo che insomma questa è stata una legislatura particolarmente frizzante, diciamo. Abbiamo iniziato con Vaia nel 2019, c'è stato poi il Covid, poi c'è stata l'emergenza ucraina, adesso arriviamo all'emergenza delle energie, quindi devo dire che ci stiamo anche abituando alla gestione delle emergenze, che non è una buona cosa perché è sempre più difficile riuscire a fare programmazione per le attività della propria città, ma grazie a Dio ce la stiamo facendo anche grazie ad una struttura veramente molto competente ed a grossi collaboratori di giunta e di consiglio che mi aiutano. L'emergenza dell'energia nasce già dallo scorso autunno, i mesi di settembre e ottobre si intravedeva un aumento vertiginoso del costo del gas, ora da allora è raddoppiato e quindi le bollette, così come crescono in tutte le famiglie, in tutte le attività economiche, stanno crescendo in maniera pesante anche nelle amministrazioni comunali. Ecco, sindaco, questo ha condizionato poi i vostri progetti, le prospettive e anche i bilanci, credo, no? Certe scelte dovete farle, le avete già fatte, insomma. Allora, con diciamo molta lungimiranza, già al mese di aprile abbiamo iniziato a razionare quelli che erano i consumi, a limitare gli sprechi, a ridurre l'illuminazione pubblica di quasi un 40% e quindi già allora abbiamo iniziato a contingentare l'utilizzo dell'energia. Abbiamo fatto investimenti significativi che superano il 1.000.000 € sulla sostituzione di generatori di calori e di impianti di produzione di energia elettrica e quindi credo che ci stiamo preparando l'inverno nelle migliori condizioni possibili, anticipando anche degli investimenti che erano previsti nel futuro. Abbiamo completato l'efficientamento energetico anche del municipio, stiamo veramente correndo contro il tempo per essere pronti nell'inverno che verrà, che si preannuncia molto freddo e molto problematico anche per le casse del comune, ovviamente. Ecco, senti, avete, non so, le piccole attività soffriranno in questo momento, quindi dopo la pandemia è arrivata questa botta, insomma, e quindi qual è il clima anche nella micro attività produttiva, perché si sa, le grosse attività qualcuno ha bloccato, qualcuno ha fatto un po' di turnover, qualcuno insomma si è dato da fare sperando che tutto questo passi, ma le piccole attività, ahimè, se chiudono è difficile che riaprano, no? Allora, se col Covid c'è stato un parziale rallentamento o chiusura ovviamente di determinate attività, ma altre hanno continuato per fortuna a lavorare e quindi non sono state ovviamente coinvolte dall'emergenza Covid, l'attuale preoccupazione, che è un po' più di una preoccupazione, ma la triste realtà legata alle bollette coinvolge tutti, siano famiglie, siano imprese, siano enti locali. È evidente che il sistema produttivo, a mio avviso, deve essere quello come allora nel terremoto, quello che deve essere garantito e mantenuto, perché questo dopo dà sicurezza alle famiglie, perché la peggiore delle ipotesi è quella che ci sia una concomitanza di imprese che chiudono e dall'altra parte lavoratori che vanno in cassa integrazione e vedono ridursi ovviamente la disponibilità economica. Dobbiamo assolutamente evitare questo e mi auguro che lo Stato, perché credo che sia una competenza statale, ma anche ovviamente a livello europeo, trovino ben presto una soluzione perché è impossibile pensare di affrontare un inverno alle condizioni attuali. Ecco, senti, poi c'è un altro problema, quello della sanità. Molti tuoi colleghi hanno problemi con i medici di base, no? Simone mi pare di aver letto che la regione vuole fare un hub del lato Friuli, praticamente un punto di riferimento importante, ma poi ci sono anche le questioni di ogni giorno dove il medico dà una sicurezza psicologica ai cittadini e magari, insomma, basta qualche volta anche incontrarlo. E già uno è più tranquillo, se non che cose diciamo così normali. Ecco. Come siete voi, dico, i medici?
Ma diciamo che il medico è sempre stato un pilastro per le nostre comunità, da sempre storicamente, quindi quando non si trovano medici si creano dei vuoti ovviamente all'interno del tessuto sociale. In questo momento Gemona non soffre di questa carenza, anche se il momento è particolarmente difficile ed alcuni comuni non hanno un medico di medicina generale ed ovviamente il problema legato alla sanità non è solamente limitato a questo, ma ci sono ovviamente diverse criticità presenti, ma che sono figlie di una errata programmazione del passato e che ci costringe oggi a vedere reparti in sofferenza, guardie mediche assenti nei territori più marginali della regione e questa è una criticità che va risolta in maniera strutturale, ma che non c'è una risposta immediata ad un problema così grosso. È chiaro che è un momento nel quale bisogna riprogrammare molte attività e ovviamente rivedere anche quella che è l'offerta di tipo sanitario sul territorio di questa regione e anche in questa direzione l'amministrazione comunale è stata particolarmente lungimirante quando 4 anni fa assieme alla regione e all'azienda sanitaria hanno intrapreso un percorso per specializzare l'ospedale di Gemona per garantire sì un'offerta in ambito regionale, ma soprattutto un'implementazione dei servizi in ambito territoriale. C'è stato il Covid, ora è il momento di ripartire anche in questo e garantire maggiori servizi alla comunità, ai nostri anziani e al territorio. Ecco, sindaco, poi c'è la questione sempre dei lavori pubblici, no? Delle opere che vanno avanti. Insomma, è chiaro che i costi saranno lievitati, per cui c'è qua una riprogrammazione, però nonostante tutto voi avete programmato, state andando avanti, no? Magari anche in qualche progetto del PNRR, perché insomma Gemona si è data da fare, mi pare di aver capito. Ma guardi, credo che la peggiore delle cose che si possa fare in questo momento è interrompere tutte le opere in corso, perché queste porta ovviamente ad una problematica anche legata alle imprese e torniamo al discorso di prima. Se le imprese non lavorano, non fatturano, non c'è gettito per la nostra regione e i dipendenti stanno a casa e questo rappresenta un vero problema. Quindi dobbiamo scongiurare questa possibilità, anzi nei momenti di crisi il pubblico deve sostenere l'economia e quindi questo è il momento proprio per fare ciò. Nel nostro programma elettorale c'era una serie di investimenti, il PNRR anche ci aiuta in questo senso e ovviamente anche i contributi regionali sono stati importantissimi, soprattutto legati all'edilizia scolastica. Tutte le scuole di ogni ordine e grado, partendo dall'asilo nido, passando per la scuola dell'infanzia, alle elementari, alle medie, ai plessi superiori saranno interessati da interventi di rigenerazione e sostituzione proprio con nuove costruzioni, demolizione e nuove costruzioni. Crediamo che rendere più confortevoli e soprattutto più sicure le scuole ed ammodernate rispetto ai nuovi standard legati anche all'istruzione siano un intervento necessario ed indispensabile per la nostra comunità e per soprattutto il futuro delle nostre comunità. Questo ovviamente è il principale obiettivo di questa amministrazione, al quale si affiancano anche una serie di ulteriori opere pubbliche legate all'ambiente, alla sostituzione e rifacimento di condotte fognarie assieme al CAF, alla realizzazione di piste ciclabili. Qui diventeremo un hub della regione sulla mobilità sostenibile e cicloturistica, quindi crediamo che stiamo facendo parecchie attività E in questo poi senso. voi nell'ambiente avete sempre creduto, no? Mi pare, avete progettato già da tempo, per cui siete in avanti con la programmazione, questo vi tranquillizza in sostanza. Ma guardi, è notizia di oggi che in un progetto condiviso con la comunità di montagna del Gemonese siamo risultati aggiudicatari di un bando Green Communities a livello nazionale, siamo stati i primi in regione Bene. nella classifica, quindi credo che questo sia figlia anche delle scelte e dell'organizzazione e della programmazione del passato dei mesi scorsi e quindi credo che questo premiano anche l'intenso lavoro che stiamo facendo con APFUG proprio sul settore del green, sia rivolto alla valorizzazione dell'ambiente, di tutte le risorse naturali che vanno dall'acqua al sole, alle foreste, sia per la produzione di energia da fonti rinnovabili, sia proprio per il contenimento energetico. È la strada che abbiamo perseguito in questi anni ed ora stiamo raccogliendo anche i frutti di tanto lavoro. Beh, congratulazioni Sindaco. Allora, avete però anche del personale adeguato che vi segue, perché insomma il personale è una cosa importante, il segretario comunale anche. Qual è la situazione della macchina, diciamo così, operativa? Ma qualcuno mi insegna
che proprio ieri mi dicevano i tuoi collaboratori li devi tenere bene quando ce li hai, non quando stanno per andare via. Quindi io nell'amministrazione comunale mi sono imposto di cercare di collaborare al massimo valorizzando le risorse umane che abbiamo a disposizione. Molte di queste sono veramente brave, competenti e disponibili, e credo che i risultati che l'amministrazione comunale sta raccogliendo siano figli anche del forte contributo che viene dato insomma, dalla struttura pubblica, così come l'abbiamo riorganizzata all'interno del comune di Gemona. Quindi un bravo va soprattutto ai miei collaboratori, perché gran parte dei meriti che abbiamo sono figli del loro lavoro. Esatto, la prima risorsa di un comune sono proprio i dipendenti. Ecco, Sindaco, la situazione è cambiata dal punto di vista politico, abbiamo visto una svolta, diciamo così, storica, perché abbiamo visto che Fratelli d'Italia ha fatto man bassa, insomma, in sostanza delle elezioni, il centrodestra ha vinto e quindi probabilmente c'era anche un test, è stato anche un test per le regionali alla luce di questo voto, quindi anche tante amministrazioni troveranno una nuove prospettive. Ecco, cosa pensa il sindaco di Gemona? Perché insomma mi pare che voi state andando abbastanza bene, anzi, dei risultati che ci ha dato in maniera eccellente, no? E cosa pensa della situazione politica, e soprattutto a livello nazionale ovviamente, e se avrà ricadute a livello anche regionale? Ma mi fa una domanda molto impegnativa. Io da sindaco No, cerco di amministrare, no, cerco di amministrare al meglio la mia comunità, ovviamente cercando di dare risposte senza colore politico alle esigenze della cittadinanza. È chiaro che sanno tutti da che parte voto, sanno da che parte sono sempre stato, e credo che insomma, sia uscito un messaggio molto importante dove il centrodestra ha avuto una larga maggioranza nel paese. Il risultato insomma è stato premia questa indicazione. Diciamo che il popolo italiano negli ultimi 10-15 anni ha cambiato rispetto alla sua storia. Una volta c'erano i comunisti, c'erano i socialisti, c'erano i democristiani. Adesso è molto più fluida la situazione, e ogni 3-4 anni c'è Cambia un'onda un po' c'è un'onda l'elettorato. che sposta veramente equilibri in maniera pesantissima, perché una volta ci si accontentava di un 1-2% di variazione. Oggi vediamo che i partiti crescono del 20% o calano del 20% nell'arco di 2-3 anni. Questo ovviamente flessibilità credo non faccia neanche bene al paese, quindi mi auguro che prima o poi si arrivi ad una stabilità che è utile in tutti i paesi del mondo, soprattutto nella nostra Europa. È chiaro che insomma, l'indicazione attuale è molto importante, ci aspetteranno mesi difficili, quindi partire adesso a settembre con un inverno come ci si prospetta essere molto difficile non è la migliore delle condizioni, però quando ci si candida e quindi bisogna essere pronti a governare in queste situazioni, e sono certo che, insomma, che sarà fatto nelle migliori condizioni possibili, e tutti lavoreranno in questo senso, mi auguro. Bene, allora, Sindaco, grazie per queste considerazioni. Chiudiamo questa chiacchierata molto interessante. Naturalmente, sempre gli auguri al primo cittadino di Gemona del Friuli e a tutti gli amministrati, alla sua giunta e ai cittadini soprattutto di Gemona. Grazie a Roberto Reveland e naturalmente alla prossima. Grazie ancora, Sindaco. Grazie a voi, buona giornata.